Salomon al chiole avore 70.000 di loro per portare, 80.000 picchepieris per lavorare in monte e 3.600 guardians. Salomon ha mandato a Curam re di Tir. Come che tu hai fatto con mio pari David, che tu avevi mandato l'endi cedri per far su la sua chiesa, così trattimi anche a me. Vuoi pensare di far su un tempio al nome del Signore mio Dio, di consacrare a Lui, perché poi di brusare il buon odore dall'incenso davanti a Lui, per esibire sempre i pans di offerte e per presentare olocausti a buonore e sorresere ta sabidis, te dis di lune 9 e te fiestis dal Signore nostro Dio. Queste hai una legge eterna per Israele. Il tempio che io voglio di far su, alla da essi grande, perché che il nostro Dio è il più grande di tutti gli altri Dios. Ma qui sarai all'ingrado di fare su un tempio quando i cii e i cii dai cii non sono avonde grandi perché stai di dentro? E qui so io di fare su un tempio anche dove per brusare l'incenso davanti a Lui? Per la quale mandimi un uomo che vedi mistir tal lavora l'aur, la rint, il bronzo, il fier, la tele di purpure rosse, viole e di scarlatto, e calze di bon di fa ogni sorte di intais. Lui lavorerà insieme con che altri artesans che ho in Gerusalemme e in Giude, preparas di mio pari David. Mandimi len di cedri, di pec e di sandul dal Liban. O sai che i tuoi oms sono i migliori menaus per tagliare gli arbui dal Liban. Perché i miei oms si metteranno insieme coi tuoi per darmi d'onde un straggio di legnam. Perché che il tempio che intendo fa su al da essi grande e biel di restà. A di quel che butteranno giù e che taglieranno gli arbui, urderai formen per sostentarsi. Ai tuoi oms uderai 20.000 cor di formento, 20.000 cor di guardi, 20.000 bat di vin e 20.000 bat di ueli. Curam, re di Tir, gli mandà per scritta a Salomon che è smesso. Per la fiet che il Signore ha là per il suo popolo, ti ha mettuto re per zore di lui. Più in denant, Curam al diseve. Benedetto sia il Signore Dio di Israele, che ha fatto il cielo e la terra, che gli ha dato al re David un figlio savio, pieno di sentimenti e di intelligenze, che farà su un tempio al Signore e un palazzo per sé. Come ti mandi un uomo di mestiere, pieno di sentimenti, Curam Mabi, figlio di una femmina dei tribù di Dan e di un pari di Tir. Alle bon di lavora l'aur, la rint, il bronzo, il fier, i pieris, il len, la tele di purpure rosse e viole, di bis e di scarlatto. Alle bon di fa ogni sorte di intai e di metti a puntin ogni sorte di progetto che gli ven sottoponuto. Al lavorerà coi tei artesans e coi artesans dal mio paron David Topari. E comò il mio paron che ormandi ai siei oms il formento, il guardi, il ueli e il vin che ora è promettuto. No, o tagliarin il legnante al Liban, fin che sarà vonde, e tal portarin par mar suli ciattaris, fin tramai a Giaffe. Tu penseras a farlo trasportare a Gerusalemme. Salomon a fare il cens di tutti i foresti che erano in terra di Israele, un altro cens, dopo di che il fa di sciopari David. In fuori insegnas 153.600. In chiolè 70.000 per portare, 80.000 come picchepieris per lavorare in monte e 3.600 come guardians per che facessero lavorare che int. Salomon attacca sul tempio del Signore in Gerusalemme, sulla monte di Morie, là che il Signore gli era comparita a David Sopari,
Tallug, prontà di David, sull'area di Ornan il Jebuseo. Al tacca su, dal secondo mese, dal quarto anno, caliere diventato re. Questi sono le misure dei fondi metodiciù di Salomone per fare il tempio. L'undiece, in comedons con la misura viere, 60 comedons. L'ardiece, 20 comedons. Le entrate, che erano in fase dal tempio, tal senso dell'ardiece, dal tempio, erano di 20 comedons. La sua altezza era di 120 comedons. Per dentro, rivestì di auro rut. Rivestì con len di pec la grande sala e la rivestì di aur fin. Per zore vie, scolpì palmi e giois. Rivestì l'aur di pieri preziosi come fornimento. L'aur era quel di Parvaim. Rivestì d'aur la sale, vadì, i travs, i bassis, i murs e gli antii. Sui pares al fasè scolpì cherubins. Al fasè la celle dal san dei sans, l'unghie, dal sens dell'ardiece de sale, 20 comedons, e l'ardie 20 comedons. Le rivestì con l'aur più fin, pal pes di 600 lens. Il pes dei claus era di 50 ciclos d'aur. Anche i plan ad alt io rivestì di aur. Te celle dal san dai sans a fase fa 2 cherubins, vore di sculture, e io rivestì di aur. Gli ali dei cherubins erano lunghi 20 comedons. Un ale dal prim cherubin, lunghi 5 comedons, e toccava il mur de celle, che altre, lunghi 5 comedons, e toccava l'ale dal secondo cherubin. Un ale dal secondo cherubin, di 5 comedons, e toccava la parete de celle, che altre, lunghi 5 comedons, e toccava l'ale dal prim cherubin. Questi ali dei cherubins, displeadis, erano lunghi 20 comedons. Loro erano in pis, con la musa per dentro. Salomon al fasè la tende di tele di purpure rosse e viole, di scarlat e di bis. Per zore vie al fasè ricamà cherubins. In face dal templi al fasè fa 2 colonnis altis 35 comedons. La testata insom di ognune era di 5 medons. Al fasè giois e li metté insom de colonnis. Al fasè anche 100 milus ingranàs e io metté gli enfris de giois. Al fasè fa li colonnis in face de sale, una a drette e una a ciampe. Che a mandrette la clamai Jachin, che a manciampe Boaz.